Letizia Moschin, damigella d'onore della più bella d'Italia, potrà essere nuova testimonial del Veneto. Lo aveva invocato il Papa a 2 giorni dall'elezione. Che le istituzioni tutte a livello regionale, non pubbliche, private, economiche e non, colgono questa grande opportunità di avere un'eccellenza anche nell'ambito così della moda e la sappiano valorizzare a dovere. Terra di imprese, attività ed eccellenze, il Veneto potrebbe contare su un nuovo volto, anche per continuare ad essere la regione più turistica d'Italia. Può diventare anche lei un bellissimo testimonial per il Veneto. La regione accoglie la proposta polemica di Papa Ivan, che lamentava il fatto che non ci fosse stato alcun segnale istituzionale nel dopo elezione. In tempi di crisi, del resto, bisogna cercare di valorizzare tutto ciò che si ha. E le Miss, anche se meno di un tempo, muovono comunque il mercato, quello del turismo di città come Jesolo o Salsomaggiore, quello delle aziende che vestono, pettinano e ingioiellano le reginette, i media che le seguono, la security, alberghi e ristorazione. E anche un titolo di bellezza oggi va giocato su tutti i fronti possibili. La proposta Papa Ivan l'ha fatta chiaramente e la regione sembra pronta a rispondere. Sarà mia gioia poterla incontrare anche prossimamente.